Siamo in onda. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Elena Gasparin e rappresento l'Associazione Culturale Cultura Globale che organizza come ogni anno da alcuni anni ormai Dialoghi, che è un festival itinerante della conoscenza e del giornalismo. Quest'oggi abbiamo voluto fare questo incontro proprio un po' conoscitivo di quello che è il ruolo dell'Osservatorio regionale antimafia, insieme anche quindi al dottor Michele Penta, che è il presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, e insieme all'avvocato Daniela Moreale di Lega Ambiente. Ci sembrava particolarmente interessante approfondire quello che è il ruolo di questo organo regionale che è stato costituito piuttosto di recente nel 2017 con la legge regionale 21, e ci pareva interessante quindi, oltre a conoscere qual è il ruolo e il perché, diciamo, di questo osservatorio, anche capire con Lega Ambiente quali sono le problematiche, quali sono i reati, anche in relazione al rapporto del 2020 sulle ecomafie, proprio curato da Lega Ambiente, che è molto interessante perché ci dà una panoramica generale di quelli che sono poi i reati anche a livello ambientale, che purtroppo sono presenti e ben diciamo, inseriti all'interno della società italiana e anche nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Io partirei innanzitutto con una domanda al dottor Michele Penta. Il dottor Michele Penta, come vi dicevo, appunto è presidente dell'Osservatorio regionale antimafia e mi premeva proprio con lui approfondire il ruolo e il perché è importante avere un osservatorio in Friuli di questo tipo in Friuli Venezia Giulia. Quindi lascio a lei la parola, dottor Penta. Dunque, buongiorno a tutti, saluto l'avvocato Monreale, saluto lei che gentilmente ha voluto questo incontro con l'osservatorio, anche perché l'osservatorio, pur avendo quasi 4 anni di percorso che abbiamo iniziato a febbraio del 2018, subito dopo l'approvazione della legge regionale numero 21, ha bisogno di farci conoscere maggiormente sul territorio, e poi le dirò anche quello che abbiamo sviluppato in questo periodo proprio per attirare l'attenzione dei cittadini, delle varie associazioni di categoria, degli imprenditori, delle piccole medie, dei commercianti, perché evidentemente il tessuto sulle quali le mafie hanno appuntato il loro interesse è quello dell'economia, evidentemente. Dove ci sono i soldi ci sono le mafie. I compiti dell'osservatorio, io comincerei con i compiti dell'osservatorio. La legge li attribuisce molto schematicamente in un articolo, e l'osservatorio principalmente ha il compito di monitorare la presenza e le infiltrazioni della criminalità organizzata in questo territorio regionale. Come voi sapete, qui in Friuli Venezia Giulia l'attenzione sulla criminalità organizzata è partita un po' più tardi, perché si pensava che questo tessuto economico fosse impermeabile all'aggressione della malavita. Tuttavia purtroppo non è così, già c'erano stati settori in passato di infiltrazioni mafiose, soprattutto nei settori del commercio e dell'industria. E quindi praticamente, anche se non in forma così eclatante come in altre parti del nostro paese, anche in Friuli Venezia Giulia, piano piano, subito dopo, direi, il terremoto che ha portato anche a uno sviluppo economico di questa regione, si è cominciato ad acclarare alcune situazioni determinate dalle indagini di polizia giudiziaria e della direzione distrettuale antimafia di Trieste. I reati, dunque, quindi questo compito nostro maggiormente è quello di monitorare la situazione, offrendo ovviamente degli spaccati aggiornati sulle infiltrazioni mafiose. Ma oltre a questo abbiamo anche quello di coordinare le attività delle associazioni impegnate nel settore della lotta alla criminalità. Abbiamo lo sviluppo della legalità per quanto riguarda le scuole e i vari settori.
e soprattutto anche di poter offrire al Consiglio regionale opportunità di modifiche normative o di norme specifiche, esprimendo anche pareri sulle leggi regionali di settore dove noi abbiamo evidentemente riteniamo opportuno dover intervenire. Quindi è una casistica molto ampia che recentemente si è aggiunta anche di quella della verifica dei beni sequestrati e confiscati ai sodalizi criminali, che qui sono non in numero molto eclatante, però ne abbiamo ben 45 e quindi evidentemente anche qui la magistratura ha cominciato ad affondare il coltello nella piaga. Questa attività noi la svolgiamo, siamo in 5, siamo tutti volontari evidentemente, nominati dal Consiglio regionale, e siamo organo di garanzia e di supporto al Consiglio regionale nelle materie della lotta alla criminalità e nello sviluppo della cultura della legalità. Noi svolgiamo da 4 anni, come ho detto prima, questa attività, l'abbiamo fatta con la legislatura precedente e con questa legislatura, perché noi teniamo in carica l'intera legislatura e quindi recentemente abbiamo avuto la nomina del nuovo organismo e praticamente dove ci siamo confermati in 2 e 3 sono cambiati, sono nuovi. Abbiamo sviluppato questa attività attraverso una serie di iniziative, non solo per acclarare la situazione della presenza mafiosa in questa regione, attraverso la lettura e l'analisi dei dati che ci hanno forniti sia la direzione investigativa antimafia, sia la commissione parlamentare antimafia e sia le varie associazioni di settore che si occupano, come per esempio Legambiente, che si occupa di ecomafie, praticamente sviluppando tutta questa serie di dati ed arrivando anche attraverso le indagini giudiziarie che si sono aperte su questo territorio ad un aggiornamento che è stato presentato recentemente e riguarda il 2020. Sostanzialmente in questi 4 anni di osservazione del fenomeno noi abbiamo compreso che i reati che in questa regione sono maggiormente ascrivibili alla criminalità organizzata riguardano il riciclaggio, alcune attività di recepimento di settori, di interi settori commerciali e di piccole e medie imprese e soprattutto nel periodo della pandemia che abbiamo cominciato a osservare dall'anno scorso, dal 2020 fino ad oggi, abbiamo avuto anche situazioni di intervento di usura. Quindi l'usura sviluppata anche da personaggi legati a sodalizi criminali e quindi non il singolo cravattaro come lo chiamiamo noi, ma evidentemente organizzazioni criminali consolidate che tendono ad infiltrarsi attraverso i prestiti ad usura. Questo comporta che quando si interviene, perché la mafia è l'unica che ha una disponibilità di liquidità immediata, nessuno oggi in questo momento di crisi ha una liquidità tale come ce l'hanno i sodalizi criminali. Quelli non sono mai colpiti, nel senso che praticamente hanno grandi disponibilità che investono, ai fini intervengono anche praticamente prestando soldi senza interessi o senza scadenze per poi andare all'incasso e praticamente acquisire interamente il settore che hanno puntato. Quindi questo è uno degli aspetti di maggior criticità che noi osserviamo su questo territorio. Abbiamo aperto anche dei focus specifici su una serie di reati, come quelle delle minacce agli amministratori, come quelle delle ecomafie. Abbiamo avuto questo rapporto utilissimo con Legambiente, io ho contattato il Presidente, ci siamo visti più volte, mi ha portato, ce l'ho qui davanti, il rapporto che loro hanno pubblicato per la prima volta riferendo al Friuli Venezia Giulia come base di presentazione, perché soprattutto dei reati di tipo ambientale, pur non avendo un collegamento specifico ad oggi di attività di mafie su questo territorio, però ci sono stati evidentemente dei segnali che evidentemente inducono un certo grado di preoccupazione. Cito anche quella recentissima dell'altro ieri, l'operazione che ha condotto la Guardia di Finanza di Pordenone, perché evidentemente la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia,
ha questa attività che svolge anche nel Friuli Venezia Giulia attraverso la Procura distrettuale antimafia di Trieste. La maggior parte delle operazioni vengono condotte dalla Guardia di Finanza, perché si tende ad acquisire quelle che sono i reati, soprattutto per quanto riguarda il mancato pagamento delle imposte, eccetera. Tenendo conto che quando i reati fiscali ammontano a 58-60 milioni, come quelli che sono stati recentemente usati, sono tutti soldi che non vengono dati evidentemente allo Stato e quindi ai cittadini, perché attraverso la mancata acquisizione delle tasse, ma sono soldi che rimangono nelle organizzazioni criminali per essere reinvestite in attività lecite proventi di attività non lecita. Quindi sostanzialmente questo è il compito dell'osservatorio. Perché è importante e utile? L'osservatorio è diventato da qualche tempo un po' il punto di riferimento. Noi ovviamente non chiudiamo indagini, quindi le denunce vanno fatte alle autorità giudiziarie e vanno fatte agli organi di polizia. Ma noi abbiamo praticamente il segnale di quello che è l'andamento della criminalità su questo territorio, anche perché collaboriamo ovviamente con la magistratura e con le forze di polizia per arrivare a delineare degli scenari dove loro si possono tranquillamente inserire per lo svolgimento dell'attività di indagine che svolgono esclusivamente loro. Ovviamente noi acquisiamo elementi e informazioni che siamo tenuti evidentemente a non divulgare nel dettaglio, perché sono oggetto di indagine e quindi coperte dal segreto, molto spesso dal segreto istruttorio, e quindi noi delineiamo degli scenari diciamo senza entrare nel dettaglio né delle persone e né dei fatti per non compromettere le ulteriori indagini, ma comunque diamo uno spaccato di quella che è l'attività criminale in questa regione. Mi pare che ho delineato così, se è sufficiente il nostro lavoro, e poi sono a disposizione per eventuali ulteriori domande che lei vorrà rivolgermi. Certo, no, la vostra attività è fondamentale per una funzione di diffusione della cultura della legalità, perché quello che anche, tra l'altro, a Cultura Globale qualche anno fa fu ospite anche Gratteri, no? Che diceva che è fondamentale proprio diffondere il concetto della legalità e formare le persone, far conoscere, no? Perché appunto i fenomeni mafiosi sono ovunque, sono diffusi ovunque, quindi praticamente nessuno è esente. Lei ha riferito nella sua relazione che la regione Friuli Venezia Giulia, ma la ritroviamo anche nel rapporto dell'Ecomafia e del Legambiente, la regione Friuli Venezia Giulia è una regione sostanzialmente anche strategica per le mafie, perché è una regione che è al confine, diciamo, con l'est e anche al confine con il Veneto. Quindi è una regione di transito molto interessante da questo punto di vista, giusto? Sì, perfetto, è proprio così. La regione che praticamente confina con l'est Europa e il nord Europa è soggetta al transito di traffici illeciti. Qui passa di tutto, passa la droga, passano le armi, passano i tabacchi, passa la benzina, i carburanti, eccetera. E infatti molte delle operazioni condotte dal 2018, da quando noi abbiamo iniziato ad oggi, dimostrano che praticamente i collegamenti tra le mafie locali con quelle al di fuori del nostro confine è molto attivo. Alcune mafie transnazionali operano anche in Italia grazie a una sorta di subappalto che gli viene concesso dalle mafie autoctone, nel senso che alcuni settori le nostre mafie ormai non li curano più e li lasciano in preda alle mafie transnazionali, come il traffico della prostituzione, per esempio. Il traffico di esseri umani è tenuto da mafie transnazionali. Ovviamente l'intesa è d'accordo in questi ambiti di intervento con le mafie locali. Noi poi abbiamo anche un'altra particolarità, confiniamo con il Veneto.
il Veneto è una delle regioni dove la criminalità organizzata colpisce con maggiore intensità, perché per loro è un fenomeno molto più antico del nostro. E quindi praticamente alcune operazioni che sono state condotte nel Veneto hanno sviluppi anche nel Friuli Venezia Giulia, non solo come transito, ma proprio come acquisizione di vari ambiti e settori strategici della nostra economia. E quindi è ovvio che il nostro territorio, proprio per questo motivo, è soggetto maggiormente a questi traffici. Tenete conto che la rotta balcanica, la famosa rotta balcanica, che interessa praticamente non solo l'immigrazione, ma le ecomafie e tutto il resto, i traffici illeciti, passano tutti attraverso questa regione. E quindi a maggior ragione non solo dobbiamo occuparci e preoccuparci del fenomeno mafioso interno, ma noi abbiamo una grande preoccupazione del fenomeno mafioso esterno, anche perché la globalizzazione della criminalità organizzata ormai è un fatto acclarato. Forse siamo stati noi a esportare tanti anni fa con l'immigrazione, la criminalità organizzata, la mafia negli Stati Uniti. Ma poi questo fenomeno è diventato globalizzato, ormai ci sono tante, noi le chiamiamo mafie, si chiameranno in altri modi al di fuori del nostro territorio, ma praticamente il collegamento ormai è globalizzato. Quali sono, qua faccio anche la domanda all'avvocato Moreale, perché comunque questo rapporto è un rapporto davvero, davvero completo, che vede tutta una serie di reati, dei reati legati al cemento, ai reati legati all'ambiente. Io sento come un ritorno e non so che cosa sia, scusate. Dai reati legati al cemento ai reati legati all'ambiente, eccetera. Adesso voi fate un lavoro egregio perché Lega Ambiente, che è un'associazione di carattere ambientale, che proprio nel concetto della sussidiarietà alla fine dà un apporto notevole sia in termini proprio di approfondimento e di studio di quelli che sono i reati legati appunto ad esempio all'ambiente, perché è lo scopo per cui siete nati ovviamente, e date degli spunti interessanti anche al legislatore a questo punto, in modo da indirizzare il legislatore a intervenire in modo mirato. Io le chiedo questo innanzitutto, nel lavoro delle ecomafie, perché io partirei da una visione un po' globale per arrivare poi alla visione più localistica, no? Sì. Quali sono le problematiche, diciamo i reati più gravi, quelli che avete un po' approfondito, che vi rendete conto che comunque purtroppo l'Italia fa molta difficoltà, no? Ecco, le lascerei la parola. Io la ringrazio di averci invitato anche a nome del presidente di Lega Ambiente, Sandro Carnelutti, che si è molto speso per avere a febbraio il dottor Enrico Fontana, che è l'incaricato, il responsabile del servizio del controllo e dell'osservatorio sulle mafie e sull'illegalità ambientale di Lega Ambiente, e che ci ha fatto l'onore quest'anno per la prima volta di presentare il 17 febbraio a Udine il rapporto Ecomafia 2020. Chiaramente il rapporto Ecomafia 2020 riguarda i fatti del 2019, quindi non gli ultimi fatti che, come diceva il dottor Penta, riguardano ciò che potrà essere successo durante il periodo della pandemia, perché noi pensiamo che emergeranno grandissimi problemi, emergeranno delle criticità notevoli di cui la magistratura si dovrà senz'altro occupare. Basti pensare per quello che è poi il campo dei rifiuti, i rifiuti di tipo sanitario, che in qualche modo andranno smaltiti e lo smaltimento di questi rifiuti comporta dei costi notevoli, e quindi non escludiamo che organizzazioni criminali
senz'altro potrebbero avere interesse ad entrare in questo business. Come diceva appunto il dottor Penta, molteplici sono i tipi di reati, le tipologie che coinvolgono le varie regioni d'Italia. In alcune regioni ci sono una certa tipologia di reati, in un'altra una maggiore tipologia di altri. Sappiamo che bene o male il terreno più fertile è quello tradizionalmente conosciuto come terreno di tipo mafioso, quindi Campania, Puglia, le regioni in genere del sud. Questo però ultimamente si è un po' modificato, tant'è vero che ultimamente uno dei territori con maggiori presenze di procedimenti è la Lombardia, anche perché maggiore è la ricchezza in Lombardia e come diceva anche il dottor Penta, le associazioni criminali hanno una grande disponibilità di denaro e quindi agiscono dove c'è maggiore possibilità anche di lavorare per quello che sono le loro attività. Il rapporto ecomafia prende quindi in considerazione tutta una serie di reati che vanno dal cemento, che è uno dei campi in cui c'è stata una maggiore esplosione, c'è stata l'operazione Porfido, che addirittura ha coinvolto Trento, quindi un territorio assolutamente impensabile fino a certi periodo passato, un territorio assolutamente nuovo. Nonostante questo, però l'attività della polizia, dei carabinieri, delle capitanerie di porto è sempre più pressante, sempre più incisiva, tant'è vero che tutti i dati che sono contenuti nel rapporto ecomafia di Legambiente sono tutti dati ufficiali, dati che provengono appunto da carabinieri, polizia, ma anche vigilanza ambientale. Quindi sono cose effettivamente accadute e a volte anche già definite. Come le dicevo, c'è il problema dei rifiuti. Legambiente ha una grande storia di lotta nei confronti di questo argomento. Sono anni che anche in Friuli se ne parla. Il Friuli è stata zona di discariche, lo è ancora. Abbiamo visto l'episodio di Mossa con una cosa molto spiacevole che però ci fa pensare, come ci diceva il dottor Penta, che siamo abbastanza a rischio come territorio, perché siamo territorio di confine. Nel caso di Mossa addirittura c'è stata una collaborazione tra organizzazioni criminali locali, poi del milanese e anche slovene. Quindi una situazione molto complessa. Abbiamo anche situazioni di corruzione ambientale, di connivenza tra l'autorità anche amministrativa e certi collegamenti un po' pericolosi con le associazioni di carattere criminale. C'è poi tutto il capitolo della Terra dei Fuochi, che ha una sua storia ormai conosciuta. Ci sono poi anche dei settori che forse sono meno conosciuti, però sono altrettanto pericolosi, come ad esempio quello degli incendi boschivi, che dal punto di vista ambientale costituiscono dei gravissimi problemi, perché c'è la distruzione di interi territori, non solo, ma di specie
specie vegetali ma anche specie animali. C'è poi tutto il campo dei reati contro gli animali. Noi siamo territorio di confine e sono assai frequenti i sequestri di animali d'affezione che provengono anche da territori dell'est Europa. E quindi siamo sembrerebbe strano, ma anche questo settore è in mano alla criminalità organizzata. C'è poi un ulteriore settore che è quello delle agromafie. Non so se ne è mai parlato, però c'è tutto un settore che riguarda la chimica fuori legge, le sostanze che dovrebbero essere messe al bando e che invece vengono utilizzate perché in effetti portano dei vantaggi dal punto di vista della criminalità, ma dei gravi danni alla salute delle persone. C'è poi tutto il campo, ad esempio, delle buste di plastica che devono essere smaltite con grandi costi. Noi pensiamo che questo settore sarà addirittura ampliato, ad esempio, dalle mascherine, le mascherine che stiamo utilizzando un po' tutti in questo periodo. E quindi l'attività del rapporto ecomafia è un'attività a 360 gradi. Il dottor Fontana è dal 94 che si occupa di questi argomenti, che redige questo rapporto, ed è stata Legambiente a coniare il titolo Ecomafie proprio per sottolineare che non c'è una mafia, c'è una struttura criminale mafiosa che agisce in un determinato modo, agisce con modalità mafiose e non più di vecchio stile, però, ma di stile recente, moderno, futurista. Ormai non esiste quasi più il mafioso con la coppola, abbiamo soggetti in giacca e cravatta o addirittura soggetti che non si vedono perché sono nascosti dietro al web. Quindi siamo davanti a un mondo totalmente nuovo. Un mondo nuovo in cui Legambiente si dà da fare il più possibile. Stefano Ciappani, che è il presidente nazionale di Legambiente, è intervenuto recentemente per far inserire un emendamento all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 affinché siano i prefetti, in caso di ordine di abbattimento dei manufatti, degli ecomonster, a intervenire entro 180 giorni qualora le pubbliche amministrazioni non intervengano, perché tante volte, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per scarsa volontà, vuoi per problematiche varie, anche a seguito di un ordine di distruzione da parte della magistratura, purtroppo le autorità locali non provvedevano. Adesso c'è questa marcia in più che viene data, che è l'intervento dei prefetti, i quali hanno la possibilità di intervenire direttamente. Quindi un passo avanti non indifferente, soprattutto a livello di efficacia dell'attività anche della polizia, della magistratura, che, le ripeto, ma l'ha sottolineato anche il dottor Penta, si è data da fare in maniera egregia e anche non solo in maniera quasi autoreferenziale, ma collaborando fra tutte le varie strutture dello Stato e dimostrando veramente la volontà di porre fine il più possibile a questo fenomeno. Per quanto riguarda poi l'attività di carattere criminale
che viene svolta sul nostro territorio, sono diverse le illegalità che abbiamo accertato sempre su basi ufficiali negli ultimi periodi, chiaramente nel 2019. Se adesso io riesco, ho delle slide che vorrei illustrarvi per capire un po', vediamo se ce la facciamo. Che abbiamo i Perché nostri... abbiamo tentato, ma vediamo se ce la facciamo adesso. Abbiamo tentato, adesso facciamo un ulteriore tentativo, vediamo se ce la facciamo, perché danno la possibilità di capire anche in modo non solo più veloce, ma anche con maggiore pesantezza quello che sta succedendo. Non so se si vede la slide. In questo momento si no. Vede? No. In questo momento no. Vediamo se ce la facciamo in altro modo. Vediamo, eccola qua, ce la facciamo? Guardi, sì, guardi. Eccola. Eccola. Esatto. Benissimo. Allora, come vedete, è stato un bruttissimo anno il 2019, probabilmente lo sarà anche peggio il 2020, staremo a vederlo, ma il 2019 è stato un anno a record, come potete vedere. 544 reati accertati dalle forze dell'ordine, quindi il punto più alto degli ultimi 3 anni. Guardate, potete vedere 35,4% in più rispetto al 2018. Se vedete, 445 persone denunciate, 203 sequestri effettuati, ordinanze di custodia cautelare in un numero assolutamente consistente, 8. Tutto poi legato ai cicli illegali dei rifiuti in maniera specifica, ma poi anche quello della fauna. Infatti, contro la fauna, addirittura 234 illeciti accertati, che non è poco, soprattutto perché è un settore che nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere coinvolto. Il ciclo dei rifiuti, addirittura 154 del cemento, 154 illeciti, quindi anche qui un raddoppio rispetto a quello accertato nel 2018. I rifiuti sempre molto alti. Guardate qua i numeri sono impressionanti. Chi l'avrebbe mai detto che in Friuli, nella nostra piccola regione a tradizione così vocata alla legalità, al rispetto delle persone del territorio, ci trovassimo invece davanti addirittura 1488 reati contro l'ambiente accertati, 1162 persone denunciate, addirittura 544 sequestri, arresti, sequestri di vario tipo, sequestri anche dei cagnolini, degli animali di affezione, però tutte cose costituenti reati. E poi un'altra cosa che veramente è stata assolutamente deleteria in questo periodo, gli incendi. Perché incendi? Perché sono un modo economico di smaltire i rifiuti. Tutti quanti sappiamo qual è il costo dello smaltimento. Incide talmente tanto sulla produzione che tante volte anche realtà non vocate alla illegalità sono spinte a utilizzare degli strumenti che sono assolutamente illeciti. Guardate qua, 2019 un incendio di vaste dimensioni nello stoccaggio SNUA di Aviano, 2020 Tarvisio, 2021 reiterato incendio in un capannone di raccolta a Trieste,
e poi c'è l'abbandono dei rifiuti e il loro incendio. E poi appunto, come vi dicevo, il traffico di animali, il traffico illecito di rifiuti, l'ambito delle costruzioni. Abbiamo dei territori abbastanza a rischio, abbastanza sensibili. Il dottor Penta lo saprà meglio di noi, tipo il Monfalconese è un territorio che è un campo di grandissimo interesse per la criminalità organizzata. Si è accertato, ad esempio, che la criminalità proveniente dalla Calabria si è insediata in questo territorio, che d'altronde è anche molto appetibile sotto vari punti di vista, il porto, le costruzioni, e poi c'è anche lì il problema, è però strettamente ambientale, dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della immigrazione. E noi come Legambiente ci stiamo muovendo anche con attenzione, con vigilanza perché il nostro interesse adesso non solo la segnalazione delle situazioni critiche, ma anche quella di vedere un po' quali sono gli esiti di tutte queste attività, questi procedimenti che noi abbiamo contribuito, scusate l'orgoglio, a far nascere. Quindi vedere anche l'esito di questi procedimenti, anche per vedere quanto sia efficace la nostra attività. Il nostro obiettivo è anche quello di migliorare i sistemi di relazione tra Legambiente e le altre attività regionali, come ha già sottolineato il dottor Penta, la collaborazione con l'Osservatorio regionale antimafia, ma anche cosa nuova, con l'Università di Tresse. Abbiamo avuto un incontro molto proficuo con la professoressa Natalina Folla, che è entusiasta della nostra attività e si è dimostrata molto interessata a collaborare con noi. E poi i rapporti chiaramente con tutte le altre associazioni ambientaliste, magari meno vocate a quello che è il campo ambientale, ma più a quello animale. Ad esempio, io penso al WWF, che è intervenuto anch'esso alla presentazione del rapporto Ecomafia, proprio perché nel momento in cui si lotta contro un gigante non si può pensare che una formichina, un topolino abbia la possibilità da solo di ottenere dei risultati. Dobbiamo un po' coalizzarci tutti e quindi solo così possiamo ottenere dei risultati veramente efficaci. Ognuno mette il proprio apporto per avere un risultato comune, perché alla fine tutti quanti aspiriamo allo stesso risultato, a vivere in un paese migliore sotto tanti punti di vista, sotto quello della sicurezza ambientale, sanitaria, ma anche dal punto di vista della criminalità. È un'attività che noi stiamo promuovendo da tanto tempo, stiamo lottando proprio per questo, perché ci si coalizzi. Purtroppo tante volte si tende ognuno a privilegiare il proprio settore. Invece Legambiente è molto molto aperta, lo ha dimostrato con i vari rapporti istituzionali che sta intessendo, con l'apertura verso le scuole. Anche il dottor Penta ha detto che è interesse dell'Osservatorio Antimafia farsi conoscere all'interno delle scuole. Noi
lo stiamo già facendo, abbiamo anche un contatto continuo con i giovani, anche con i nostri campi, perché Legambiente fa anche dei campi estivi in cui c'è una educazione ambientale, oltre al divertimento, perché ci si deve anche divertire se si è giovani. E oltre a questo, appunto, come le dicevo, l'attenzione all'esito dei procedimenti penali, il miglioramento di questi rapporti, oserei dire, tra di noi, anche con voi, con il dottor Penta, con la dottoressa Venchiarutti, siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare assieme se vogliamo arrivare a destinazione. C'è poi una cosa a cui noi teniamo particolarmente, che è quella su cui ci stiamo spendendo molto, cioè far partecipare anche i cittadini a quello che è il nostro progetto di legalità. Quindi noi stiamo lavorando perché i cittadini diventino una sorta di sentinella, siano in grado, grazie alla loro presenza sul territorio, di sapere come agire per denunciare una situazione che viene percepita come illegale. Sa, tante volte, soprattutto nel momento in cui si forma un comitato, l'interesse, l'entusiasmo è tanto e ai primi tempi c'è anche tanto fermento. Purtroppo i comitati a volte sono costretti a sbattere la testa contro il muro perché sono privi degli strumenti di base per sapere come agire, come fare una denuncia, a chi rivolgersi, anche cose banalissime, come fare un accesso agli atti per avere ulteriori notizie. Noi sotto questo punto di vista stiamo agendo per rendere i cittadini consapevoli ma anche autonomi, indipendenti, consapevoli di come fare, stare sul territorio proprio perché vivono il territorio e sapere a chi segnalare, all'associazione ambientalista come all'osservatorio regionale antimafia. Ci sono determinate situazioni che magari non sono eclatanti, no? Che però per chi le vive sono molto molto pesanti, quindi non parliamo magari di mafia, parliamo anche di piccola criminalità locale o di abusivismi o di scarsa attenzione magari da parte dell'autorità amministrativa perché oberata di lavoro alla vigilanza su determinate situazioni quali potrebbe essere un edificio che da un giorno all'altro spunta e non si sa se questo edificio abbia o meno le caratteristiche legali, se sia abusivo o meno. La segnalazione di situazioni, appunto come le dicevo, magari non eclatanti, per noi è molto importante. Infatti noi abbiamo sempre la porta aperta per tutti coloro che volessero farci partecipi di queste cose e anche per tutte quelle persone che volessero darci una mano anche direttamente. La porta di Legambiente è sempre aperta. Se anche le persone che ci stanno ascoltando vogliono darci una mano, il Friuli è coperto tutto il suo territorio da innumerevoli circoli, dal Tarvisio fino a Trieste, e potete tutti rivolgervi a uno dei nostri circoli per segnalare le situazioni che vi sembrano illegali o che comunque vi sembrano danneggino l'ambiente in cui si vive e noi siamo disponibilissimi a darvi una mano. Siamo disponibilissimi in vari modi. Ad esempio Legambiente ha da
parecchi anni a livello nazionale, ma recentissimamente, noi siamo appena nati a livello regionale, c'è il CEAG, il Centro di Azione Giuridica, che ha proprio lo scopo di supportare l'attività di Legambiente, sia soprattutto da un punto di vista di studio, perché il CEAG, il Centro di Azione Giuridica, nasce come centro di studio, di condivisione di esperienza. Adesso a livello nazionale come CEAG ci stiamo occupando di questioni assolutamente delicate, importanti, come la vicenda della Shell in Olanda, quindi nemmeno in Italia, che però chiaramente ha ramificazioni anche qui da noi, e in via residuale nel supporto legale, ad esempio alle varie azioni che Legambiente, come associazione di tutela di interessi diffusi a carattere ambientale, dovesse intraprendere. Quindi la nostra attività è un po' a 360 gradi come Legambiente, come studio, come formazione, ma anche come attività dal punto di vista dell'impegno anche attivo. Legambiente nasce come associazione, tra virgolette, di lotta, ma di lotta positiva e propositiva, non solo a livello assolutamente asparato. Noi vogliamo fare qualcosa, ma vogliamo anche essere messi nelle condizioni di fare qualcosa, ed è il motivo per cui il nostro rapporto con la cittadinanza, col territorio, vuole essere molto stretto, molto vicino, come lo è stato fino adesso. Grazie. Io ringrazio veramente lei, perché è stato molto interessante questo escurso. Abbiamo avuto anche un calo di rete adesso, ma vabbè, quello non dipende da noi, purtroppo. È stato molto interessante, ed è interessante proprio la presenza, la vicinanza sia di istituzioni come l'Osservatorio Regionale Antimafia, che come associazione, come Legambiente, ai cittadini, perché come diceva lei, appunto, c'è il problema che spesso i cittadini non sanno a chi rivolgersi. Io adesso solo accenno una cosa: noi a Cormons abbiamo la discarica di Peccol dei Lupi, so che vi state occupando anche di questo, ma non è in questo momento c'è un commissariamento, quindi è una questione molto lunga, molto complicata. E proprio il senso di questi incontri, come quello di stamattina, è quello di far conoscere sempre di più realtà come queste e anche esprimere la vicinanza ai cittadini, no? E quindi io so appunto, non approfondisco il discorso di Peccol dei Lupi, perché in questo momento sono le indagini e non possiamo trattarla come questione, però è una questione che sta molto a cuore ai cormonesi, e so che anche qui c'è un comitato che si occupa di questa cosa, un comitato di cittadini. Tornando all'Osservatorio Regionale Antimafia, l'Osservatorio Regionale Antimafia si sta occupando anche cioè di mettere di tessere tutta una serie di relazioni, tra l'altro col territorio, con l'università. So che ci sono anche delle collaborazioni con i giovani in questo senso, e anche con le scuole, no? Perché è molto importante essere presenti a scuola. Ma anche una cosa interessante con la biblioteca del Consiglio regionale, vero? Sì, esatto. Noi abbiamo costituito con la biblioteca del Consiglio regionale lo scaffale dell'antimafia. Si compone di una serie di volumi, oltre 100, che aiutano praticamente, sono a disposizione ovviamente di tutti, ma soprattutto delle scuole, aiutano a comprendere e a poter leggere situazioni, storie, dal punto di vista di chi ha vissuto il dramma della mafia sulla propria pelle, in modo che i giovani e gli studenti possano prendere conoscenza e coscienza di questo fenomeno. Parteciperemo anche a Pordenone Legge come osservatorio e biblioteca del Consiglio, con la presentazione di un libro recente sul Rosario Livatino, recentemente beatificato,
per la sua attività della lotta alla criminalità organizzata ad Agrigento, e questo è il primo esempio di esportazione di questo scaffale in una manifestazione come Pordenone Legge, che ormai è seguita a livello internazionale. Per quanto riguarda l'attività noi chiamiamo di formazione, tra virgolette, per portare il contenuto di quella che è la lotta alla criminalità nei confronti degli studenti, noi abbiamo fatto varie attività di informazione alle scuole. Ricordo, partecipo io direttamente perché faccio delle conferenze sui vari punti, naturalmente cercando di essere meno giuridico possibile, per proprio offrire come dire, una trattazione molto semplice che vada dagli studenti della scuola media fino a quelli di grado superiore e anche agli studenti universitari, con i quali abbiamo recentemente con le due università di Trieste e Udine sviluppato dei percorsi, e noi fra qualche giorno, dopo una selezione, avremo il primo tirocinante dell'Università di Udine che si occuperà di un progetto finalizzato alla comprensione del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso in questa regione, dell'intera regione, attraverso lo studio del tessuto economico e sociale e quali sono le possibili aggressioni che la criminalità organizzata ha a disposizione in relazione allo sviluppo economico di questa regione, che peraltro, come voi immaginate, deve anche scontare, come tutto il paese, direi tutto il mondo, il discorso della pandemia, quindi l'effetto della pandemia sul tessuto socio-economico di questa regione. E partiamo con questo primo stage fatto da uno studente universitario di giurisprudenza che partirà nei prossimi giorni. Stiamo selezionando le domande che ci sono pervenute, ne abbiamo anche parecchie, quindi devo dire che l'interesse da parte dei giovani esiste. Devo dire che sotto il profilo dell'aspetto culturale, oggi come oggi si sono fatti passi da gigante qui in questa regione, sviluppando proprio il principio. Io ricordo che nel 1982 Paolo Borsellino partecipò a Udine a una manifestazione promossa dal consorzio universitario qui di Udine, e già nel 1982 ebbe modo di dire che la mafia esisteva, era pienamente presente in questo territorio regionale. Lui si riferiva alla provincia di Udine, ma evidentemente sviluppava un discorso più ampio e spronò i presenti, soprattutto i giovani che erano accorsi in grande quantità alla manifestazione, a parlare continuamente di mafia, perché solo parlandone la mafia riesce evidentemente ad avere una contrapposizione da parte della comunità locale. D'altra parte, esempi di vittime della mafia noi ne abbiamo avuti. Qui anche siamo stati colpiti, no? da colui che fu ammazzato nella porta di Paolo Borsellino. Era un cittadino di Muggia, i genitori erano originari di là e lui si era trasferito con la famiglia lì. Quindi queste storie, tutto questo tessuto di sofferenza che evidentemente viene partecipato, devo dire che i giovani lo apprezzano molto, perché evidentemente ne sentono parlare alcuni per la prima volta e non si sono mai resi conto in passato che anche qui questa situazione era tragicamente e drammaticamente presente. Quindi questa nostra attività è sviluppata proprio a creare la cultura della legalità, e quello, per tornare al discorso della biblioteca del Consiglio comunale, del Consiglio regionale, chiedo scusa, con questo scaffale della antimafia è uno degli esempi per portare la conoscenza del fenomeno a livelli praticamente di tutti.
Quindi ricordiamo che il cittadino può accedere liberamente alla biblioteca del Consiglio regionale, non è un ente lontano. No, lo può accedere, però volevo, ecco, approfitto per dire, non so se avete avuto modo di vedere il nostro sito. Noi abbiamo creato un sito dell'osservatorio, ci abbiamo lavorato moltissimo, è un sito molto costruito, ma adesso no per chiamare acqua al mio mulino, insomma abbiamo fatto un lavoro costante e preciso e c'è di tutto, praticamente è diviso per sezioni, ognuno che è interessato può cliccare, addirittura ci sono le link di tutte le altre istituzioni che si occupano di criminalità e possono accedere attraverso il nostro osservatorio ai link degli altri. E c'è una specifica maschera che dice al cittadino che anche in forma anonima può rivolgersi all'osservatorio per segnalare situazioni sotto tutti i punti di vista, anche le più insignificanti, che però sono insignificanti in un quadro generale, ma possono essere molto significative per l'attività di indagine che praticamente su alcuni settori devono essere svolte. In più abbiamo recentemente fatto una brochure che abbiamo inviato a tutti, a tutto l'universo direi, ovviamente, in modo da poter agevolare chi vuole avere un rapporto con l'osservatorio e attraverso lo stesso osservatorio anche con le associazioni tipo Legambiente, perché c'è una link che abbiamo inserito anche su quella. Praticamente hanno uno strumento per poter finalmente partecipare attivamente, quello che si dice cittadinanza partecipata, cittadinanza attiva, quello che l'avvocato Monreale indicava prima, cioè la collaborazione dei cittadini che, essendo presenti sul territorio, sono delle sentinelle con una maggiore possibilità di indicare a chi di dovere quelle che sono le situazioni anomale. Approfitto per ringraziare l'avvocato perché ha richiamato in me il senso della categoria, indicando che i prefetti verranno coinvolti anche nell'attività ambientale. Fu fatto un esperimento in passato, siccome sono un prefetto a riposo da poco, praticamente ricordo che avevamo fatto degli interventi con il genio militare per togliere dalla faccia della terra gli ecomostri. E fu un tentativo naturalmente non codificato in una norma, ma che assegnò ai prefetti attraverso il Ministero dell'Interno questa possibilità. Ben venga la norma che Legambiente ha sollecitato per coinvolgere i prefetti nell'attività di legalità. È uno strumento importante perché, come voi sapete, il prefetto è un organo a carattere generale, quindi ha la possibilità di incidere su qualsiasi attività si svolga nell'ambito della provincia e quindi evidentemente la partecipazione del prefetto, che ha anche il potere di poter intervenire laddove l'amministrazione comunale non provvede perché non ha disponibilità economiche per abbattere l'abusivismo, no, in generale, evidentemente, ecco. Quindi la ringrazio per aver richiamato in me questo ricordo della mia attività precedente. E poi importantissimo, voi date un supporto anche ai comuni per quanto riguarda i beni confiscati, giusto? Sì, esatto. Allora, l'avevo accennato all'inizio, noi abbiamo 45 beni confiscati, tra le quali 2 piccole aziende, che però, ecco, la maggior parte di questi beni, tranne 6, sono però ancora gestiti dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, quella di Roma, che ha anche strutture ovviamente sul territorio nazionale, Milano, Reggio Calabria e Palermo. Noi recentemente abbiamo sviluppato un progetto perché nessuno si occupava di beni confiscati se non l'agenzia e quei 6 comuni che l'avevano avuti in concessione. Stiamo predisponendo un progetto anche con contributi regionali per poter intervenire sui beni confiscati affinché i comuni li acquisiscano e li destinano ad attività socialmente utili. Quindi questi beni vadano un'altra volta restituiti alla comunità. Non abbiamo, ripeto, un grosso numero, abbiamo la maggior parte sono terreni agricoli dove nessuno ha mai chiesto di poter farci delle culture. Per esempio, voi sapete che nel sud Italia l'associazione Libera soprattutto ha recepito molte aziende agricole
praticamente produce sotto la forma libera i prodotti che quella terra che prima apparteneva a sodalizi mafiosi e criminali, prodotti che sono di libero commercio. Speriamo che anche qui si possa avere una cosa del genere, anche se gli appezzamenti, ripeto, sono un po' come dire, polverizzati tra vari comuni. Solo Spilimbergo, il comune di Spilimbergo ha 14 beni terreni di tipo agricolo che sono ancora in gestione all'agenzia perché nessuno ne ha chiesto la disponibilità. Vediamo se con una maggiore informazione a livello locale riusciamo a far sì che qualcuno sia interessato a rimetterli in produzione per poter offrire alla cittadinanza anche una situazione dal punto di vista della legalità che sia visibile. Anche perché si potrebbe mettere a disposizione di giovani imprenditori che magari vogliono cominciare a operare, insomma. Certamente, una anche bella questo, idea. però tenete conto che l'Agenzia dei Beni Confiscati proprio recentemente ha fatto dei bandi pilota. Il primo nel 2020 e recentemente ne ha pubblicato un altro. Ha messo nel primo bando ben 3.000 beni confiscati alla criminalità organizzata. Ci sono aree del nostro paese come la Campania, la Puglia, il Lazio, la Lombardia, la Sicilia, che ne ha migliaia di beni confiscati. Noi con i nostri 45 praticamente siamo l'ultima regione d'Italia, qui non c'è un fenomeno che si è sviluppato, però anche qua qualcosa c'è. Allora, questi beni, adesso non so come è finito il primo bando, ma non pare che ci sia stata una grossa corsa ad acquisirli, perché bisogna presentare un progetto deve essere visionato dall'agenzia e quindi approvato, e su questo progetto c'è anche la possibilità di ottenere dei contributi fino a un massimo di 50.000 euro dei 2 milioni che l'agenzia aveva a disposizione per questo bando. E la procedura è questa. Vediamo se non c'erano però beni del Friuli Venezia Giulia, né nel primo e né nel secondo bando, perché evidentemente questi qui si tende a darle ai comuni. Recentemente 2 appartamenti a Piancavallo, che erano ancora dell'agenzia, sono stati affidati al comune di Aviano. Ora, il principio della legge è quello che per quanto possibile si rendano disponibili a fini sociali, ma se ciò non è possibile perché anche la tipologia dell'immobile non si presta, il comune la può mettere come bene indisponibile a sua disposizione, guadagnandoci, non so, l'affitto per esempio, e quindi comunque sono soldi che rientrano nella comunità locale perché sottratti comunque al mafioso. Allora, abbiamo un cittadino che ci scrive: grazie a voi per averci fatto conoscere queste problematiche. È fondamentale far conoscere alle persone questi aspetti, sensibilizzare le persone e diffondere la cultura della legalità. Sì, e mi quindi pare che penso che lo condividiamo tutti. La diffusione lo sottoscriviamo tranquillamente tutti. È uno dei nostri pilastri e il nostro impegno con tutta la volontà, tutta la forza che abbiamo, come dicevo prima, ognuno nel proprio angolino, nel proprio settore, ma insieme. Tante tessere di un puzzle fanno un quadro. Lei ricorderà quello che diceva Don Puglisi: se ognuno fa qualcosa vuol dire che si può fare molto. Giusto, ha proprio ragione, è vero, è vero. Cominciamo proprio da questo. Che è stato ammazzato dalla mafia. Allora, diciamo, abbiamo sforato l'ora e sarebbero tantissime cose da approfondire, interessanti. Vi dico che nell'ambito sempre di dialoghi a settembre ci sarà un approfondimento in presenza il 12 settembre anche con la giornalista Floriana Bulfon. E poi ci saranno maggiori dettagli di cui vi aggiorneremo, insomma vi inviteremo. Intanto io volevo anche ricordare che domani proseguono già questa sera, ma anche domani, gli incontri di dialoghi. Sabato 19 giugno quindi ci sarà la satira tra etica e censura a Turiacco con Sergio Staino.
Ricordo ancora brevemente che c'è un'iniziativa domani sempre a Turiacco alla mattina con Angelo Floremo, Mauro Daltin e Alessandro Venier, che c'è una bella presentazione di un libro, Il fiume a bordo, viaggio sentimentale lungo il tagliamento l'Isonzo. Ecco che anche i fiumi sono dei patrimoni che dobbiamo assolutamente tutelare, preservare e far conoscere le bellezze. E poi sempre domenica 20 giugno alle ore 17 a Giassico, qua a Cormosca, un splendido borgo, ci sarà la presentazione di un libro dedicato ai ragazzi in lingua anche friulana, e poi proseguiremo anche nella settimana successiva. Ma intanto, e anche alle 18:30, sempre del 20, perdono, mi stavo dimenticando, c'è la presentazione di un libro del professor Hans Kitzmüller, che presenta uno dei suoi ultimi romanzi, Le domande di Neruda, edizioni Brighton. Quindi noi vi aspettiamo, sono delle piccole iniziative che vi ho dato dei piccoli suggerimenti, no? Per cosa fare durante il weekend, e ci fa piacere ospitarvi. Dialoghi continua fino sicuramente adesso nella parte edizione estiva e poi l'edizione anche autunnale. E io vi ringrazio tantissimo per la presenza, per il vostro lavoro costante. Continuiamo a lavorare insieme per i cittadini, per le imprese che hanno bisogno anche in questo momento di non essere lasciate sole, perché ricordiamo che l'epidemia, la pandemia, come lei ha ricordato, dottor Penta, anche in quinta commissione consigliare, in questo momento hanno bisogno di aiuto, di non essere lasciate sole, perché altrimenti rischierebbero di cadere nella rete della mafia. Quindi questo incontro è visibile comunque non solo in diretta, ma comunque rimarrà sui canali, quindi potete anche diffonderlo, utilizzarlo, perché è sempre un momento importante per far conoscere l'attività. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona giornata e vi saluto. Grazie. Grazie a lei. La nostra attività, per chi vorrà approfondirla, potrà trovarla sia sui social. Noi abbiamo un profilo Facebook che è sempre aggiornato. Se volete potete anche partecipare, leggere, assistere a quello che è stato questo importantissimo, almeno per noi, incontro col dottor Fontana 17 febbraio. Ci sarà all'interno anche un video che in pochi secondi quasi riesce a sintetizzare quello che il dottor Penta e io oggi abbiamo detto in un'ora, l'immagine che vale più di 1000 parole. Il dottor Fontana ha fatto un lavoro anche quest'anno egregio. Il presidente Carnelutti ci ha fatto l'onore di ospitarlo, e quindi se volete sulle nostre pagine e soprattutto nei nostri circoli vi aspettiamo, la porta è aperta. Grazie a tutti. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata. Avvocato Monreale, tanti saluti e buon lavoro, e poi ci sentiremo presto. Anche a voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.